Eccoci qui presso il nuraghe Losa. Come potete vedere è una struttura veramente imponente a forma trapezoidale, poi avremo modo di capire meglio vedendo un pochino dall'alto. È un nuraghe il cui nome richiama le urne cinerarie che erano appunto conservate al suo interno. Adesso noi vi proponiamo un giro all'esterno e all'interno e andremo a commentare e a presentarvi le varie cose che vedremo. Seguiteci. Eccoci qui, siamo nella parte retrostante all'ingresso. Come potete vedere abbiamo il corpo centrale a forma di trapezio, ma qua sulla nostra destra potete vedere anche degli altri circoli che rappresentano delle strutture che probabilmente sono state costruite in epoca successiva. Comunque, come abbiamo imparato ieri, dobbiamo vedere i nuraghe non solo collocati nello spazio ma anche nel tempo, quindi le evoluzioni che sono state via via portate avanti e che ci fanno vedere un po' oggi come poteva essere il complesso fino a che non è stato abbandonato. Signori, dentro questa stanza c'è veramente un'energia fantastica. Ci riprendiamo un attimo e entriamo dall'ingresso principale. Stiamo girando in un perimetro esterno. No, non è un perimetro esterno, ma si tratta di una stanza vera e propria, con la chiusura che è ancora intatta, quindi direi una camera che è magnificamente mantenuta. Quindi questo è uno dei 4 lobby o dei 3 lobby, poi vedremo meglio, in cui si compone. Proviamo ad andare rispetto all'entrata nella parte diametralmente opposta. Non abbiamo la copertura di questa stanza, ma è uno spettacolo comunque incredibile. Andiamo su, cerchiamo la strada per poter salire. Dovremmo trovarla subito qui all'interno. Certo che la troviamo. Ecco, questa è una strada come quella che abbiamo trovato nel nuraghe Ruju, però siamo forse in presenza di un percorso un po' meno pericolante, un pochino più curato.